Grazie per aver ricordato i tempi bolognesi, ma soprattutto grazie dell'invito. Io, devo riconoscere all'amico Taddeo di aver sollecitato questo incontro e anche di avermi anche un po' indicato la maniera con cui avrei potuto intervenire, dandomi un'indicazione preziosa per il mio intervento. Cioè mi ha detto che non doveva essere un intervento di tipo introduttivo, già ci sono dei veri specialisti che se ne occupano, ma diciamo che doveva essere un dossier, portare un dossier di informazione suscettibile a volte di portare qualche novità, condividere qualche immagine o qualche testo non proprio conosciuto da tutti e dall'altra parte invece dare questa indicazione curiosa sulla relazione che queste discipline permettono di incrociare tra, da una parte, quelle che venivano chiamate una volta le scienze umane, come se dall'altra ci fossero le scienze disumane, oppure quelle che venivano chiamate le scienze naturali, come se dall'altra parte ci fossero le scienze innaturali. Ora, siccome io farei parte da questo punto di vista di una scienza certamente innaturale, che sarebbero le scienze dell'uomo, come la semiotica, che è una disciplina che si interessa dei sistemi e processi di significazione, cioè come si costruisce, distrugge, ricostruisce, trasmette il significato, e su questo vorrei discutere con voi. Allora, quindi sarà una presentazione di un dossier. Questo dossier ha a che fare per me su 3 punti che ho scelto come 3 termini, non 3 parole, ricordatevi, le parole sono parole, i termini sono parole interdefinite. Allora, che cos'è la trasparenza, come ci si prende qualcuno che si interessa di semiotica, cos'è il segreto e dall'altra parte invece qualche esempio e qualche indicazione sulla dimensione della crittografia, non nella sua specificità e nel suo interesse matematico, ma nel suo rilievo nelle costruzioni di soggettività e nelle costruzioni di collettività che caratterizzano l'Evo contemporaneo. Dico Evo, tenterò di spiegare perché. Faccio una presentazione iniziale in modo che si sappia di cosa si tratta, poi andremo partitamente a discutere queste questioni. Allora, comincio così. L'interesse semiotico per le scritture segrete, cioè la forma e l'accesso per io li chiamo i controsegni di un'informazione riservata e protetta, non data da ieri, a partire dalla convergenza tra linguistica e teoria dell'informazione operata da Roman Jakobson negli anni 50. Avrò l'occasione di citare un lavoro degli anni 80 che ho fatto con un matematico, ma su questo ci torneremo. Le nuove tecnologie, con la loro cultura dell'algoritmo, ci cito in questo caso, hanno contribuito a moltiplicare e a decodificare il segreto di cui è intessuta e costituita la comunicazione testuale. Text mining si dice oggi. Verbale e visiva, e hanno ridefinito i ruoli del pubblico e del privato e i limiti della cooperazione e del conflitto in una società del controllo. La frase di Deleuze che oppone la società la società autoritaria della repressione alla società del controllo. Definisce la nostra società come società del controllo. C'è stata una grande crisi politica, come sappiamo, del potere statale di vagliare e sorvegliare i nuovi mediascape, vecchi e nuovi, e su questo sono delle banalità di cui siamo tutti, che condividiamo tutti. Perché il semiologo? Ecco, io questo volevo un po' dirvelo, ci tornerò sopra. Oggi la semiotica viene considerata una moda degli anni 70, oppure una specie di epistemologia, pop epistemologia per le comunicazioni, supporto per azioni comunicative. Non lo credo, ritengo che esista quello che io chiamo una semiotica marcata rispetto a una semiotica non marcata, che tenta di capire, cioè, per cui non è tutto segno, no? Tutti questi a un certo momento dicevano che tutto è un segno, sì certo che tutto è un segno, ma non tutto è un segno, nel senso che il modo con cui si possono marcare alcuni aspetti della significazione
è quello che ci interessa di più. È una sperimentazione cognitiva sulla soggettività e fa, dato che è una scienza a vocazione empirica, esperienza sulla formazione dei collettivi. Questa è un po' l'idea che è il mio punto di vista. Bene. Dobbiamo partire da una banalità evidente che ci diciamo tutti: le nuove modalità della comunicazione dell'informazione, della formazione e della trasmissione. Capisco che siano delle ovvietà, però volevo ricordarvi che si può fare meglio sull'argomento. Per esempio, come si può distinguere tra comunicazione e informazione, non in senso tecnico, teoria dell'informazione. Per esempio, è noto che la comunicazione ha bisogno, pensate a un giornale, ha bisogno di avere il massimo di diffusione nel minimo di tempo. Notizia televisiva. Provate a pensare all'informazione a scopo formativo, nel nostro caso. Abbiamo bisogno del massimo di tempo, un buon corso universitario, il massimo di tempo nel posto più ristretto possibile, ecco, come siamo adesso. Ecco una differenza molto semplice che ha a che fare sulle modalità temporali e spaziali della comunicazione e dell'informazione. Quindi abbiamo delle possibilità di dare delle definizioni che sono diverse da quelle abituali. Comunicazione e informazione non sono sinonimi né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista della trasmissione dell'informazione, per esempio. Va bene. Vorrei far notare una cosa interessante che restringerà le nostre riflessioni ai tempi, diciamo così, detti moderni o postmoderni, che curiosamente, se guardate bene l'epoca di questa grande trasformazione digitale di cui si parla tanto che non vale la pena di ripeterlo, è però concomitante, mi sembra molto interessante, al momento dell'antropocene. Dal punto di vista scientifico, l'idea che abbiamo negli anni 50 del secolo scorso, siamo passati da un periodo, l'Olocene, a un periodo come l'antropocene, cioè in cui l'uomo ha radicalmente modificato l'ambiente. Penso al fatto, per fare un esempio, la vecchia distinzione tra litosfera e biosfera è scomparsa, dato che siamo in grado di produrre rocce direttamente che contengono plastica direttamente, no? Allora l'idea che siamo in un periodo dove l'uomo è, per così dire, diventato l'agente di maggiore trasformazione del pianeta, a livello profondo intendo, non semplicemente a livello, diciamo così, dei cambiamenti umani, e curiosamente la trasformazione digitale è concomitante con questa trasformazione, quindi merita il massimo di interesse possibile. Diciamo che certamente dagli anni 50 la crittografia, per esempio, gli studi di teoria dell'informazione hanno avuto uno sviluppo stupefacente rispetto al proprio passato, e direi che dal 2010, tenterò di spiegare perché, ha avuto un ulteriore incremento, una informazione sull'informazione che ha fatto sì che la crittografia abbia avuto uno sviluppo successivo. Quindi diciamo, mi fermerei senza scendere alle codificazioni di Cesare, per esempio, mi ritornerei decisamente sugli ultimi tempi su cui vogliamo riflettere. Esistono oggi, ripeto un mantra, inedite possibilità di tracciabilità, costruzioni e stoccaggio di memoria. Le nuove tecnologie producono big data con una densità incredibile, per cui siamo passati da un momento miope sull'informazione a un momento ipermetrope, cioè vediamo troppo e sentiamo e conosciamo troppo, abbiamo il problema del controllo di queste enormi quantità di informazioni che costituiscono una possibilità. Mi interessano quindi le questioni fondamentali della pertinenza. Guardate, questa è una questione molto... Più aumentano i dati, più aumenta la questione della pertinenza. La semiotica si pone sempre la questione di che cos'è pertinente in un'informazione. Noi le chiamavamo negli anni antichi distinctive features, cioè tratti distintivi che creano una pertinenza all'interno di una informazione. Un amico che mi aveva detto che sulla questione della pertinenza, ricordo una discussione con un amico molto divertente, il quale mi aveva detto c'è una città nel Medio Oriente dove ci sono 1 milione di abitanti, 999.999 sono islamici, uno solo
è cristiano e il dato fondamentale è che quello è una città islamica. La mia domanda è: quante religioni ci sono in quella città? 2. Cioè la pertinenza è che in realtà ci sono 2 religioni, anche se una ha 99.999 abitanti. Naturalmente è semplice risolvere il problema uccidendo il solo cristiano, ma questo però non vale nel valore statistico. Quello che mi interessa, se mi permettete, è dunque la questione di pertinenza, che è quello che ci riguarda. Allora, cosa può fare la semiotica in questi casi, quando si trova davanti a dei concetti che dovrebbe interdefinire? È di porsi il problema di interdefinizioni a livello categoriale, costruendo dei piccoli modellini che a un livello molto basso di pertinenza siano in grado di essere operativi nella distinzione di alcuni elementi, ammesso e non concesso che questo abbiano un certo valore. Propongo alcuni modellini che non vi descrivo perché sono di grande semplicità. Quando una cosa è e appare per quello che è, diciamo che è in chiaro. E probabilmente alcuni pretendono anche che sia vera, io lì non insisterei. Diciamo che qualcosa che è e che appare quello che è, la chiameremo in chiaro. Qualcosa che appare ma non è, come la chiameremo? Beh, la chiameremo finzione, e forse anche menzogna, ma non mi impegnerei tanto. Diciamo che abbiamo una chiara distinzione tra gli esseri di finzione che appaiono ma non sono, cioè appaiono quello che non sono, e degli esseri in chiaro che invece appaiono quello che sono. Ora c'è un terzo elemento che mi sembra interessante, non solo per questo, ma per la sua banale interdefinizione, cioè qualcosa che è senza apparire. Chiameremo il segreto qualcosa che è ma che non appare. Allora questo modello è certamente la cosa più semplice che si possa fare, probabilmente anche al bar, tuttavia ricordo che avrebbe il vantaggio di una interdefinizione concettuale. Allora, per esempio, le cose in chiaro sono essere e apparire, le cose che non appaiono ma sono potrebbero essere dell'ordine del segreto. Mi sembra interessante perché, come dire, ci permette di operare, per esempio di far scomparire l'essere e ottenere un apparire, cioè un segreto, oppure di fare, un apparire facendo scomparire l'essere avremo la finzione, oppure invece facendo sparire un'informazione su un essere avremo il segreto e così via. Benissimo. Allora direte, ma forse non è molto pertinente, molto interessante. Com'è che possiamo andare più avanti sull'argomento? Intanto vorrei fare una premessa molto banale. È evidente che io non sto parlando di crittografia, nel senso della scrittura. Siccome parliamo del segreto, è chiaro, per esempio, che esistono anche dei crittogrammi visivi, delle criptoimmagini, no? Chi di voi ha visto, si ricorda, nella mia generazione abbiamo tutti visti Pynchon. Ricordate Pynchon? Aveva scritto un libro famosissimo, The Cry of the Lot 69, in cui la protagonista, che si chiamava Edipa di nome, e aveva una passione incredibile, vedeva dappertutto un simbolo della posta, cioè vedeva sempre un corno, però ahimè questo corno era bloccato, era tacito. Per scoprire che significato aveva è necessario leggere tutto il romanzo. C'è una piccola criptoimmagine che si può decodificare attraverso il testo. Cos'è questo corno della posta col silenziatore? Questo che voglio dire è molto semplice, voglio dire che noi parliamo di crittosemie, intendendo semia il semplice fatto che sono sistemi di segni linguistici e non linguistici. Semiotico vuol dire linguistico e non linguistico, quindi esistono per noi delle questioni di se questo è il segreto, di crittografie e di crittosemie. Sapete che la maggior parte dei blasoni, per esempio, oggi la gente è incapace di leggere i blasoni, non sa cosa vuol dire inquartare 2 famiglie, e la maggior parte dei blasoni sono in realtà delle crittografie, e le crittografie mnemoniche fanno la felicità
come sapete, di quelli che leggono con accanimento la settimana enigmistica. Allora tenterei di suggerire sulle criptosemie qualche indicazione più precisa. Per esempio, una distinzione di un altro modellino, di nuovo, tra trasparenza, opacità, oscurità e diafania. Cioè, opporrei trasparenza e oscurità. Ciò che è trasparente, ciò che è evidentemente oscuro. L'oscurantismo è il contrario della trasparenza, però mi piacerebbe introdurre accanto a queste due categorie, diciamo, di termini opposti, due categorie, categorie non opposte ma negative, cioè la trasparenza si oppone all'opacità e l'oscurità si oppone al diafano. Ma una cosa che è opaca per presupposizione può diventare oscura e una cosa che può diventare diafana per presupposizione può diventare trasparente. Vedete che uso il concetto di diafania come fenomeno opposto all'opacità, cioè la diafania, cioè l'attraversamento dello sguardo, ne parlerò subito, non è necessariamente la trasparenza. Il diafano non è la trasparenza, come l'opacità non è l'oscurità. Questo ci dà delle possibilità di trasformazioni categoriali che mi piacciono molto. Si può passare dalla trasparenza all'opaco, dall'opaco all'oscuro, dall'oscuro al diafano, dal diafano al trasparente. Ci si può muovere quindi su queste categorie in maniera un po' più ricca della vecchia opposizione tra oscuro e trasparente, cioè introdurre nuove categorie, studiare il diafano, pensare il diaphanein, cioè l'apparire attraverso, e dall'altra parte ricordarsi che non tutte le opacità sono oscure. Va bene, quindi quello che suggerisco è di avere delle categorie semplici che ci permettono dei percorsi e dei processi. Su questo sono d'accordo con un autore che ho tradotto e curato, che si chiama René Thom, il quale era persuaso che ciò avesse un certo minimo di interesse, ma questo non è importantissimo. Uno sguardo portato sulle cose, uno sguardo che si eserciti sulla trasparenza, l'oscurità, il diafano e l'opaco, che tipi di regimi di visibilità può fare? Anche lì tento di aumentare il numero di categorie che ci servono. Sapete molto bene che l'attraversamento della luce si può fare per riflessione, assorbimento, eccetera, l'assorbimento totale oppure il riflesso, lo specchio è un esempio. Mi piace distinguere, ed è molto interessante oggi, perché ha un ruolo molto importante nei problemi della società contemporanea, sulle questioni della cosiddetta privacy, eccetera, su cui torneremo, di tentare alcune distinzioni categoriali, dei modellini molto semplici. Qual è il massimo di visibilità possibile nella società contemporanea? Chiamiamolo con una specie di piccolo sforzo linguistico l'osceno. Osceno nel senso obsceno, cioè non proprio esattamente, cioè tutto quello che va in scena. L'idea che una società della trasparenza totale è una società in cui tutto va in scena, d'accordo? Chiamiamolo l'osceno, l'oscenità. Qual è la sua negazione ma non il suo opposto? All'osceno ci si può opporre con il protetto, ciò che è protetto. Qual è il contrario però dell'osceno? La discrezione. Ma qual è il subcontrario della discrezione? L'esposizione. Allora, ancora una volta vi propongo di avere l'osceno e il discreto, che sembrano apparentemente i giochi di oggi di come si difende una privacy. Però io credo che esistono due subcontrari che sono interessanti, l'esposto e il protetto. Guardate che il protetto non è necessariamente discreto, e l'esposto non è necessariamente osceno. Quindi mi piacerebbe adesso fare un po' di percorsi categoriali, non è matematica, è categoria pura, categoria molto semplice, possibilità di passare dall'osceno, dall'oscenità completa, del visibile, guardatemi fino in fondo, ho
amica nostra bolognese, che in realtà era un travestito, non dirò il suo nome, a cui chiesero un giorno, ero in mia presenza, gli chiesero insomma di provare che lei era davvero un travestito. Era molto carina, è molto intelligente, molto carino, molto intelligente, non è il mio problema. Lei rispose molto giustamente: sentite, avete visto tutto, volete vedere anche dentro? Ecco, questa frase mi è sembrata memorabile per la mia esperienza sulla differenza fra oscenità e discrezione. Va bene, se siete d'accordo con me, se siete d'accordo che forse abbiamo bisogno di un po' più di categorie per non restare dentro trasparenza e segreto, che sono categorie ontologizzabili molto facilmente e quindi inutilizzabili. Cominciamo allora adesso. Primo, la trasparenza. Le nuove tecnologie producono big data, abbiamo detto. Siamo passati dal miope all'ipermetrope e così via. L'uomo di oggi è diventato traslucidus, homo traslucidus, perché no? Mi hanno detto: guarda Paolo, che te lo sei inventato tu. Vabbè, benissimo. Homo traslucidus. La società è passata dalla repressione a un controllo totale e reso possibile dalle nuove tecnologie. Morozov, che è uno specialista molto interessante nell'ingenuità della rete, il lato oscuro della libertà di Internet, Codice Torino 2011, dice che dal 2010 abbiamo tutti un telefonino. Ecco, da quel momento, come sapete, noi siamo nella trasparenza assoluta di un certo tipo di sguardo e così via. Bene, allora ci sono delle possibilità, diversi atteggiamenti rispetto a questo, come dire, di questa problematica di una trasparenza totale, su cui interverremo subito. Una è quella ottimista, io lo chiamo questo l'ottimismo scientifico, cioè si chiama soluzionismo. Non lo so che anche questa parola non è frequente. Il soluzionismo è questa: non vi preoccupate perché la scienza risolve i problemi che crea. Guardate che questo è un atteggiamento che sembra rifiutato, ma in realtà è così. Non vi preoccupate, andiamo avanti. E naturalmente si accompagna ad ottimismo, una incapacità del calcolo delle conseguenze. Di qui l'idea della precauzione. Ora direi di utilizzare con nozione di precauzione l'idea di trasparenza. Vediamo, per esempio, nel caso particolare, il famoso problema della privacy, che è un'altra parola così vasta e così complicata, intinta di giurisprudenza, eccetera, che direi di non andarci dentro ed eventualmente di riguardarla. Vero è che cambia. Zuckerberg, che è un signore molto simpatico, come sapete, molto molto disinvolto, ha dei maglioni carinissimi, eccetera, ha detto che è cambiato oggi e che dobbiamo essere pronti a accettare l'idea, non l'ha detto in maniera così grave, del cambiamento del significato della privacy. Cosa vuol dire? Vuol dire cosa siamo in grado di accettare su questo piano e soprattutto lui per esempio, come si considera rispetto a questa affermazione. Allora vi permetterete ancora una volta di tentare un quadratino di logico semplicissimo. Tra imputabilità e irresponsabilità io metterei due subcontrari. All'imputabile si oppone il passibile, e il passibile diventa irresponsabile. All'irresponsabile al responsabile si oppone il passibile e contro di lui c'è l'irresponsabilità e il non irresponsabile diventa imputabile. Ecco, cosa siamo in grado ad una persona che ci dice che cambia il senso della privacy oggi? È una constatazione? È imputabile di qualcosa? Beh, riflettiamo un secondo. Qual è l'idea che sta soggiacente all'idea di una trasparenza totale? Capisco benissimo, tutti sappiamo che non esiste la trasparenza totale, ma cosa c'è sotto l'idea di una trasparenza totale? Ve lo dico subito, un atteggiamento per noi semiologi semioclasta. La semioclastia è come l'iconoclastia, ma in questo esiste anche la grafoclastia.
gente che brucia i libri sono dei grafoclasti, naturalmente. Ebbene, secondo me, uno dei grandi problemi della trasparenza totale è l'idea della immediazione, cioè l'idea della trasparenza totale è la negazione dei segni, cioè dei linguaggi, delle parole, eccetera, cioè dei mediatori. L'ideologia della trasparenza è l'ideologia di una distruzione dei mediatori. La gente ce l'ha coi segni, la gente ce l'ha, quelli che vogliono la trasparenza totale, pensano che in fondo le parole sono trasparenti, che i segni sono trasparenti, che non c'è nessuno dietro. C'è una utopia dietro di un mondo senza mediazione. Ora, la trasparenza, giustamente, contro la trasparenza è il luogo delle mediazioni. Una volta accettata la mediazione, voi siete fuori dalla trasparenza. Per un semiologo non esiste nessuna trasparenza. Per un semiologo esistono segni e i segni sono inevitabilmente mediatori, cioè hanno, come è stato detto nell'introduzione, una parte che resiste, come la luce, resiste, per così dire, e non c'è nessuna trasparenza totale. Vorrei dare un esempio. Quindi ho detto la trasparenza per noi è sempre imperfetta, non può non esserla. Il mondo è fatto di filtri, di segni, di sensori e volevo darvi un'indicazione di lettura, perché era uno degli scopi di oggi, è di leggere il libro di Dave Egger. Allora, l'hanno tradotto in italiano, è un libro che io considero assolutamente fondamentale, Dave Eggers, il libro si chiama Il Cerchio, Mondadori Milano 2014, è il libro più radicalmente, a mio avviso, ironico, forse è un pamphlet vero, contro la trasparenza. Ed è una caricatura gigantesca della vita in collettività nella Silicon Valley. Non insisto su questo, vi toglierei ogni piacere. Però è, se voi volete, in una certa misura, il libro più radicale che, secondo me, è stato scritto sulla trasparenza dopo il 1984 di Orwell. Voi direte, non toccate Big Brother. Sì, Big Brother è la televisione, si chiama Il Grande Fratello, lo possiamo toccare, non c'è nessun problema. Vi do l'esempio perché è molto divertente. Voi vi ricorderete cosa dice, qual era lo slogan del Big Brother? La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Questo è Orwell. Sentite Eggers. I segreti sono bugie. Avete visto che il mio modellino funziona, si può passare benissimo dal non essere e sembrare al segreto, che invece è sembrare non essere. Condividere è un prendersi cura, cioè crowdsourcing, sempre, ammesso che sia un valore, ma su questo discuteremo. Ultimo, la privacy è un furto. Ricordate, qualcuno si ricorda forse, non le giovani generazioni, che c'è stata la mia generazione diceva che la proprietà era un furto, ma questo è un altro discorso. Allora, li ripeto perché sono molto divertenti. I segreti sono bugie, condividere è un prendersi cura, la privacy è un furto. Il libro, che è straordinario a mio avviso, ha scritto altre cose ma non di questo livello, è una straordinaria critica del modo con cui l'accettazione globale di una trasparenza che va fino alla sala da bagno, naturalmente, è in realtà la cosa probabilmente più repressiva che si possa immaginare. Guardate, a mio avviso potrebbe essere interessante, cioè l'idea che una trasparenza non protetta, che non permette riservo, produce un oscurantismo da oscenità. Sono io che applico le mie categorie. Ripeto, una trasparenza non protetta che non permette riservo è un oscurantismo da oscenità. C'è una pressione così forte in questo libro sulla protagonista, una donna molto intelligente che si ritrova
con dei dettagli assolutamente stupefacenti sul piano, diciamo così, anche tecnico. Lui è un californiano, conosce bene la situazione, si arriva alla tesi fondamentale della enorme quantità di oppressione, della trasparenza totale. Il libro va letto, non vi dico i risultati, vi ricordo soltanto che avevo un precedente interessante, Palazzeschi, la casina di cristallo, vi ricorderete, Palazzeschi sogna questa casa di cristallo dove tutti possono vedere quello che fanno, ivi compreso quando va in bagno, naturalmente. Naturalmente questo è un problema grosso, perché la tesi di fondo è che noi in realtà vogliamo essere visti. Questa è una delle cose che dell'ultimo Eco ha scritto questo libro che si chiama, sapete, Papè, Satan, Aleppe. Tutti pensano che sia una citazione della Divina Commedia, ma non è vero, è una citazione del libro di Paperino sulla Divina Commedia. E Papè, Satan, Aleppe in realtà è Plutone che la dice, ma non è Plutone, è Pluto, che è il cane di Topolino. Allora, però, in questo libro così interessante di Eco, dice una cosa che secondo me è interessantissima. Dice, ma perché volete salvare la gente dalla trasparenza e dalla visibilità, visto che la gente non vuole altro? La gente non vuole la privacy. La gente è narcisista e quindi vuole essere conosciuta assolutamente. La gente tenta di farsi vedere in tutti i modi. Allora la risposta naturalmente non è vero, le persone vogliono la privacy. Eco diceva no, la gente che molto conosciuta vuole la privacy, la gente che non è conosciuta non la vuole assolutamente. Lascio perdere. Dico semplicemente che per ragioni misteriose, mentre la parola narcisismo ha una sua pubblicità, non ci torno sopra, è la parola paranoia che non viene abbastanza valorizzata. Guardate, la parola paranoia è stata inventata da uno psichiatra tedesco, naturalmente, a metà del secolo 1800. Io credo che varrebbe la pena che riprendessimo questo concetto, perché noi accettiamo l'idea che siamo paranoici, cioè che c'è qualcosa che ci perseguita, da cui vorremmo non essere visti. Ma tra narcisismo e paranoia c'è una notevole complicità e uno strano modo di funzionare oggi. La gente non vuole la trasparenza assoluta. La gente vorrebbe essere vista da tutti, ma non proprio da tutti. Il mio vecchio latino mi faceva distinguere tra il totus e omnis. Totus è una totalità chiusa, omnis è, se non sbaglio, un po' aperta, non omnis moriar, cioè non del tutto. Ecco, la gente vuole essere trasparente, ma non omnis, cioè non è una domanda totale, è una domanda un'omnidomanda. Bene. Allora, quello che dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo riflettere oggi, è su alcuni tratti delle nostre nuove vite, dove noi viviamo nell'opposizione tra la protezione della intimità, e poi mi sono domandato se non c'era un concetto opposto a intimità, e mi sono detto perché non estimità, cioè l'intimo e l'estimo. E vogliamo essere molto stimati dagli altri, cioè l'estimo, però la intimità va protetta. Va bene. Insomma, la cosa che ho l'impressione di fare è che cosa succede nella società contemporanea che nello stesso tempo teme paranoicamente di essere spiata, ci torneremo dappertutto, nel proprio intimo, ma nello stesso tempo vuole essere vista narcisisticamente da tutti. Va bene. Sapete, i sociologi dicono delle cose che cito: realizzazione di un capitalismo mondializzato, società di sedentari globali, sedentari perché stiamo seduti davanti ai televisori, quindi siamo sedentari, la viralità, lapsus preoccupante, è il contrario di un incentivo, siamo nel mondo della presentazione senza rappresentazione. C'è scritto ormai persino nelle pagine di Repubblica, quindi non ci torneremo oggi. Quello che mi interessa invece è la domanda insistente che viene oggi davanti alla proliferazione dei dati e dei metadati,
in quello che si fa come domanda di diritto all'oblio. Ecco, questa idea del diritto all'oblio in cui la crittografia, ci torneremo, ha un ruolo così importante, a mio avviso, è molto importante. Oggi siamo in un'epoca in cui tutti vogliono essere visti, però nello stesso tempo pretendiamo un diritto all'oblio sui nostri dati e metadati. Non siamo lontani dal paradosso. Sapete che mai come oggi c'è stata una straordinaria influenza sui giovani, e non solo sui giovani, del tatuaggio. Attualmente negli Stati Uniti il 29% della popolazione è tatuata. In Italia stiamo andando abbastanza bene, 12-13%, 13% sono le donne, quindi vedete il tatuaggio è dal punto di vista dell'uguaglianza alle stesse parità, pari opportunità. Guardate che il tatuaggio è il segno di identificazione più permanente che gli uomini portano, quindi siamo in un'epoca in cui tutti vogliono nascondersi il diritto all'oblio, ma tutti si tatua segnandosi dei segni di riconoscimento a lungo termine. Non vorrei discutere su questo, però bisognerà che in questi giorni discutiamo sui tatuaggi. La cosa incredibile è che si spinge molto lontano questa domanda a un diritto all'oblio. Contro cosa si spinge? Faccio un esempio, scusatemi, una scheda questa. Facebook, prendo dei dati recenti, ogni giorno 350 milioni di fotografie, 30 miliardi di pagine indicizzate, 144 miliardi di mail. Da queste si possono estrarre, per Facebook estrae, il 98 data point di ciascuno dei 2 miliardi di utilizzatori. Io non ci sono, ciò nonostante ve lo diremo, e Facebook è in grado di ottenere ricognizioni facciali anche estratti da una folla. Facebook ha nel mondo 5.000 data broker che gli forniscono le informazioni. Però guardate che tutte queste informazioni gliele diamo noi. Cioè, mentre una volta l'informazione veniva estratta con la forza, cioè faccio l'esempio famoso, sapete che a Campanella volevano estrargli un'informazione a tutti i costi, Campanella è riuscito a resistere, Tommaso, un bravo filosofo, ha resistito alla tortura per mesi, anni, non sono riusciti, ha fatto finta di fare il matto, eccetera. Un eroe, secondo me. Però, tornando al nostro problema, è che noi gliele diamo noi, non ci estorcono nulla. Leggendo, mettendo un like, accettando come banalmente sappiamo, di dire che questo ci piace, questo non ci piace, eccetera, eccetera, noi in realtà diamo una quantità consumando, scegliendo un oggetto. Io per esempio compro dei libri su Amazon, Amazon ha una mia, Eco li chiamava, lettore modello. Eco aveva una teoria per cui chi scrive si fa in testa un lettore modello costruendolo in funzione del testo che sta scrivendo, e può anche cambiare nel tempo il lettore modello, perché i lettori cambiano di gusto, e in questo caso Facebook lo sa benissimo. Si chiamano, me lo permetteranno i miei colleghi, armi matematiche di massa, mass, è vero? Che costruiscono riceventi modello attraverso interpretazioni correlanti. Cioè non è come Eco che voleva i suoi lettori, anche di sinistra, di destra, basta che leggessero i suoi libri. Il problema fondamentale è che invece in questo caso vengono messi in correlazione. Cioè uno che piace certi tipi di musica, uno a cui piace questo tipo. E lo scopo è evidente, non c'è discussione da fare, la vendita di prodotti e così via, come sappiamo, ma questo è banale. Di recente qualcuno, prima di Trump, aveva detto che Facebook è un colpo di Stato permanente e latente. Adesso, non ho detto quello che la persona che lo ha detto circa 5 anni fa, e ora che Trump ha preso il potere, qualcuno improvvisamente si è accorto che il 50% degli americani prendono le informazioni non dai media, ma da Facebook.
E Facebook sa benissimo quali sono il tipo di informazioni che gli vanno date, con un circuito su cui non credo che valga la pena. Ma voi osserverete, ma in fondo sono legami deboli, mi permetto questa metafora scientifica. Sono legami deboli perché i legami deboli non hanno una forza. L'apparente debolezza di questi tipi di legami, del tipo quello che mi piace, i libri che mi piacciono, gli oggetti che mi piacciono, la moda che mi piace, i luoghi che mi piacciono, gli spettacoli che mi piacciono e così via, ma sono legami deboli, davvero? Davvero i gusti sono legami deboli? Io ho l'impressione esattamente del contrario. Il segreto, siamo al secondo punto. Dunque, io direi su questo di non essere troppo complicati, perché volevo darvi un dato interessante piuttosto che fare delle osservazioni generali su che cos'è il segreto in generale. Ho già detto che non mi fido delle categorie ontologizzate. Prendiamolo in piede. Prima ho detto comunicazione al nero. Vediamo che cosa possiamo dire su questo argomento. Io ho l'impressione che qualcosa lo possiamo dire. E siccome prima mi avevano chiesto di parlare al microfono, ho subito detto una poesia, me l'hanno spiegato che bastava, invece adesso ho l'occasione per farlo. I giovanotti presenti non possono non sapere l'inglese, anche la generazione successiva. We dance around in a circle and suppose the secret sits in the middle and knows. Forse la conoscete già. Chi ha detto che la comunicazione è un fenomeno generale con delle macchie a leopardo di segreto? E se fosse il contrario? Se in generale la comunicazione girasse intorno ai segreti? Ecco, io vorrei farvi questa ipotesi, perché mi sembra molto importante. Oggi, non siamo mai stati in un periodo cospirazionista come è stato il nostro, forse è vero che tutto sommato noi, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, dal problema fondamentale di quando hanno cominciato a secretare tutte le informazioni sull'atomica. Voi sapete che la scienza vuol far sapere tutto a tutti, con una sola eccezione. Tutte le informazioni che vengono date in fisica o anche fuori sulla bomba atomica sono automaticamente segretate e poi effettivamente desegretate. Questo mi interessa assolutamente. Allora, vediamo un esempio preciso. Non voglio insistere sulle cose, oggi la gente non ha più segreti, ci penetrano fino ai nostri segreti, l'idea della trasparenza di cui parlavamo prima. No, parliamo di una cosa più precisa. Volevo citarvi, sempre per i giovani virgulti della generazione, un testo che mi pare molto importante, che vi consiglierei, che troverete in rete facilmente. Lui si chiama Galison. Galison è un notevole autore, sociologo delle scienze, che ha scritto un libro formidabile sull'oggettività insieme a Lorraine Duston e che ha scritto un articolo su Critical Inquiry del 2004, mai passati parecchi anni, che si chiama Removing Knowledge ed è giustamente sulla creazione dei segreti contemporanei. Perché poi, per ragioni misteriose, per il fatto che noi pensiamo che tutto è comunicazione, noi finiamo per ritenere che tutto sommato il segreto siano, come dire, degli angolini nascosti, no? Credo che fosse Dostoevskij che pensava che l'inferno fosse un angolino nascosto, un sporcaccione, eccetera. Non è vero. Sentite cosa dice Galison. Lo traduco, non lo ripeto in inglese. L'universo classificato, classified per gli inglesi, in inglese vuol dire secretato, come viene chiamato, è certamente non più piccolo e molto probabilmente molto più largo di quello non classificato. Cioè l'idea di un grande
sociologo delle scienze, è di ritenere che nel lavoro scientifico la gran parte del lavoro è segretato. Guardate, quando dice questo non vuol dire affatto che resta segreto ontologicamente, no, che è un gioco di secretazione e desecretazione, ed è questo che ci interessa, il processo di trasformazione. Nel 2004 Galison riteneva che venissero secretati negli Stati Uniti, nella biblioteca del Congresso, 330 milioni di pagine all'anno. Ripeto, 330 milioni di pagine all'anno. Troverete i dati in questo articolo. All'anno, in ogni caso, in crescita. Segreti molto ben difesi. Voi mi direte, ma quali segreti? Tanti, tutti. Per esempio, la formula della Coca-Cola ha resistito per 100 anni, a proposito di segreti molto ben difesi. Cos'è interessante? Possiamo fare delle distinzioni. Lui fa una distinzione tra segreti soggettivi, che sono trasparenti, arbitrari, mutevoli e deperibili, segreti oggettivi, diffusi, tecnici, determinabili, perenni, durevoli e così via. Non entro su questo perché avete la possibilità di farlo. Ma guardate che è interessante, perché ci sono operatori di secretazione. Negli Stati Uniti, circa 10 anni fa, c'erano 4.000 classificatori, cioè segretatori, 4.000 operatori, che assegnavano alle informazioni delle gradazioni di segreto. Oh, finalmente. Il segreto non è un'ontologia, esistono delle gradazioni di segreto. Per esempio, top secret, secret e confidential, cioè vengono divisi per tipologie. Ma queste tipologie non sono ovvie. Ci sono delle persone apposite che decretano quello che è, che non lo è. Mi sembra molto interessante, come per esempio, che so io, top secret se l'interesse nazionale è danneggiato. Qual è l'interesse nazionale? Come si interpreta? Ecco, ho l'impressione che un po' di semiotica sia indispensabile, anche un po' di ermeneutica, cioè come viene compiuta l'operazione, mi sembra interessante. Più per voi, anche a livello, diciamo, di teoria delle conoscenza, Galison fa un'ipotesi che mi piace molto, dire che questa arte della non trasmissione, che noi pensiamo sempre alla comunicazione come trasmissione, ma no, c'è l'arte della non trasmissione. L'arte della non trasmissione è, dice lui, una antiepistemologia. Anche questo mi sembra interessante. Parliamo sempre di epistemologia, non di antiepistemologia. Io spero, ho molti studenti una volta che facevano le tesi che io gli consigliavo, oggi non li ho più perché sono in pensione, spero che qualcuno di voi faccia delle ricerche di antiepistemologia. Sarebbe molto interessante oggi, forse gli ho già dato delle indicazioni in questo senso, ma io lo ritengo interessante perché mi sembra in una certa maniera di rispondere a un problema assolutamente fondamentale che è vero anche in politica. Per avere conoscenze ci vogliono delle anticonoscenze, per avere un'idea bisogna avere un'anti-idea. E guardate che le idee contrarie non sono false, perché due idee buone possono essere molto buone anche se non sono d'accordo sulla stessa cosa. Ma lasciamo perdere. Adesso vorrei darvi un esempio sui segreti degli affari, perché la Commissione europea ha recentemente definito cos'è un segreto negli affari, ma credo che sarebbe troppo lungo e non vorrei annoiarvi di più. Adesso veniamo alle cose che ci interessano. Da quello che abbiamo detto è molto chiaro, segreto e trasparenza sono un problema strategico. Cioè non si può pensare il segreto e la trasparenza ontologicamente, sono impensabili, sono pensabili soltanto come effetti di strategia. Per esempio, a livello della collettività, quello che Foucault chiamava il potere pastorale dello Stato, cioè lo Stato ci gestisce come gregge a nome della governabilità, se ne parla tutte le mattine, della sovranità, della tracciabilità, i terroristi, della censura, eccetera, eccetera. Cioè, oggi, come oggi,
L'intercettazione generalizzata dello spazio e del tempo è un problema. I francesi hanno fatto passare di recente una legge terrificante che attribuisce delle possibilità di intercettazione assolutamente enorme. Ripeto delle banalità: è possibile mettere sotto controllo tutto un paese. Di recente sono arrivate delle informazioni, per esempio i cavi sottomarini sono assolutamente intercettabili. Ma non solo, oggi sono arrivate delle informazioni molto interessanti da Snowden, cioè da un lavoro sull'enorme materiale di Snowden, che è possibile intercettare le telefonate, i telefonini sugli aerei di linea a 10.000 metri d'altezza, anzi deve essere 10.000 metri. Cioè quest'idea, tutto sommato, che è possibile una intercettazione generalizzata, anche se certo con i limiti che si possono immaginare, mi pare uno dei problemi che ci interessa di più e a cui rispondiamo in molti modi. Uno di questi modi è la crittografia, ma non è la sola. I camouflage. Oggi esistono forme di camouflage urbano, essendoci, come sapete molto bene, dappertutto camere di ripresa che introducono la trasparenza nella nostra vita. Naturalmente nei camouflage urbani esistono delle maniere di resistere. Sapete che ci sono degli americani e canadesi, anzi molto simpatici, che tutte le volte che vanno in un supermercato si mettono davanti una camera da ripresa e riprendono quelli che li riprendono. Quelli si arrabbiano moltissimo, mentre noi non ci arrabbiamo, mentre loro dovrebbero arrabbiarsi visto che ci controllano. Va bene. Oggi, come oggi, se aprite internet e guardate, scoprirete che esistono, forse nelle scienze dette innaturali, dei più importanti studi su quelli che si chiama la sottoveglianza. La sottoveglianza è lo studio della sorveglianza. Guardate che non sto scherzando, è sorveglianza e sottoveglianza. La sottoveglianza è lo studio di tutti i modi dei cosiddetti pedinamenti digitali che, senza avere atteggiamenti illuditi, cercano di capire chi sta cercando le nostre tracce, anche e soprattutto quando noi lasciamo delle tracce cancellando le classi. Bene, ecco che qui arriva per me il ruolo fondamentale della crittografia. La crittografia, oltre ad essere una disciplina tecnica che è evoluta in maniera straordinaria da Alberti, Giambattista Alberti, Bacone, Tritemius, Wegener, Wilkins, fino a Turing e a Shannon, è in realtà un elemento fondamentale del nostro tempo. Dopo la Prima Guerra Mondiale, lo sapete molto bene, senza dubbio, certo ha un passato stupefacente, parlo soltanto di un problema preciso. Perché? Tento ancora una volta di fornirvi un'informazione di dettaglio che forse non avete o forse avevate già. Mi è capitato nel 1982, insieme a un matematico molto conosciuto che si chiama Pierre Rosenstiel, tu conoscevi probabilmente, che è quello che per la voce, per l'enciclopedia Einaudi ha scritto La voce labirinti, era il miglior specialista, almeno non so se è ancora vivo. Abbiamo scritto insieme un testo su quello che si chiamava allora in francese la codifica, cioè la crittografia a chiave pubblica si chiama oggi, allora si chiamava clé révélée, a chiave rivelate. Abbiamo scritto questa cosa nell'82 perché eravamo rimasti tutti e due molto impressionati dagli sviluppi di questo sistema, che a mio avviso è stato sconvolgente, ma questo i vostri professori ve l'avranno già detto, credo almeno tutte le volte che ho cominciato a parlare, è stato sconvolgente. Diciamo che è del 73 all'inizio, poi diciamo nel 76-77 è stato messo a punto con tecniche un po' più complesse su cui non ho da raccontare nulla degli specialisti, poi però si è generalizzata in maniera straordinaria ed ha provocato, come dire, una proliferazione di questa strategia di condivisione
e di suddivisione e condivisione delle strategie di codifica e di decodifica che abbiamo tentato di capire. Volevo darvi questo esempio perché le persone che hanno studiato questa tecnica della crittografia a chiave rivelata hanno ricevuto di recente, si chiama RSA per il nome, le iniziali dei 3 personaggi che l'hanno scoperta, hanno ricevuto nel 2016, cioè quest'anno, il premio Turing, che è una specie di Nobel Prize per mi darai torto, del computing right. Rivers, il capo, diciamo, ha ricevuto la laurea honoris causa della Sapienza di Roma, che mi pare che qualche volta fa qualcosa di buono, nel caso assolutamente è vero. Oggi, dai telefoni cellulari fino alle carte di credito, dagli acquisti online fino ai bitcoins, moneta elettronica senza garanzia di Stato, moltiplicando i passaparola di chiavi individuali con set di istruzioni specifiche, la crittografia si presenta come garante di confidenzialità dall'accesso agli archivi all'autenticità e all'integralità dei testi trasmessi in canali potenzialmente vulnerabili alla intercettazione, nonché dell'identità degli interlocutori. Chi di voi sa queste cose non ha problemi, io volevo solo ricordare che una delle informazioni più importanti che vengono date non è sui dati, ma sui metadati. Intendiamoci su questa parola. Guardate che gli americani sono singolari, dicono che per esempio il computer è una metamacchina, non è una metamacchina, è una macchina grossa. Anche i metadati. Cos'è un metadato? Allora, noi nella comunicazione distinguiamo quello che fino da Bateson si chiamava il report, cioè quello di cui si parla, e la relazione tra quelli che ne parlano. Cioè, allora, il metadato ha a che fare sull'emittente e il ricevente, soggetto, il luogo e il tempo, cioè sulle situazioni. Cioè i metadati informano sulle situazioni. Voi direte, ma chi se ne importa? No, ce ne importa, perché WhatsApp ci ha garantito, forse mi sbaglio, di riuscire a criptare le informazioni che gli chiede per esempio la CIA o la NSA, dicendo non vi preoccupate, è criptato. Sì, ma sono criptati i dati, cioè l'informazione, non i metadati. Certo, non è tutto così, ce ne sono di eccellenti, di cui c'è vabbè, lo dico subito, faccio la pubblicità. C'è Signal, ti consiglio vivamente, anche se non è così facile usarlo. Signal è perfetto perché lui non solo quando telefonate, mi darai ragione o torto, Signal quando telefonate cancella immediatamente dati e metadati, ma addirittura cancella che ci sia stata una telefonata, cosa che è molto importante e che altri non sono in grado di fare. Cioè, in altri termini, oggi la crittografia diventa uno strumento formidabile non solo per difesa di una soggettività, la quale, diciamo la verità, in una società dell'esibizionismo e dell'oscenità non ha nessun interesse a essere difesa, ma involontariamente difende, per così dire, democraticamente le nostre possibilità di scambiarci informazioni non controllate. Guardate, tutta questa cosa, la tracciabilità, nasce in maniera spettacolare e rende la crittografia spettacolare da poco. Cioè da quando nel 2010 e nel 2013 due persone sono, il primo è Assange e il secondo è Snowden, sono stati in grado di dire alcune cose fondamentali, già precedentemente suggerite, ma veramente fondamentali, di cui hanno spiegato l'onnipotenza decodificante dei sistemi di comunicazione contemporanei. Oggi è possibile una intercettazione così vasta che la crittografia finisce per essere uno dei grandi sistemi di resistenza. Di qui lo sviluppo assolutamente straordinario di questa disciplina, la quale secondo me ha fondato quello che si potrebbe chiamare, non so se la chiamano così, una criptanalitica,
c'è una strategia complessa di verificazione. Naturalmente, come avete visto bene, siamo in strategia, perché c'è qualcuno che para un colpo e altro che... Ora, il problema della difesa della criptologica è relativamente possibile, ma non è, anche i sistemi a chiave pubblica, come si dice adesso, con delle varianti che vengono chiamati end-to-end, eccetera, eccetera, che avete sui vostri telefonini, sono capaci di essere, in qualche misura, prima di tutto richiedono una notevole difficoltà, ma questo è possibile. L'altra, che è più curiosa, è che le persone che oggi difendono i loro telefonini, quelli che producono, in realtà, prima di tutto, hanno dei linguaggi, diciamo così, di codifica o di crittografia segreti. Cioè, quando Google decide di difendere uno delle sue, utilizzare un linguaggio di difesa crittografata, voi non avete a disposizione gli strumenti con cui lui lo fa. Secondo, la cosa paradossale è che esistono oggi dei privati che difendono i nostri interessi politici pubblici. Cioè noi dobbiamo fidarci, guardate che è un paradosso considerevole, lo so che sembrerà ovvio, noi siamo obbligati a fidarci di Apple, il quale produce, per riconoscerci nelle nostre abitudini e nelle nostre ricerche, fa uso di linguaggi e di sistemi algoritmici segreti. Siamo obbligati a fidarci di lui che con algoritmi altrettanto segreti difende che cosa? Noi come consumatori, da che cosa? Dallo Stato americano. Cioè siamo davanti all'idea che secondo me meriterebbe di essere discussa e riflettuta sul fatto che noi siamo difesi nelle nostre inviolabilità soggettive dai privati che contro lo Stato, ma che ci sono a difenderci per poterci vendere con linguaggi, con algoritmi personali loro non noti, segreti, il diritto di venderci esattamente quello che vogliono. È un paradosso sul quale voglio interessarvi, non riprenderò altri problemi. Avevo pensato di parlare di cos'è una crittografia inviolabile, ma penso che sia stato detto in qualche misura, e volevo semplicemente darvi una riflessione e poi farvi vedere alcune immagini per chiudere il mio intervento. La prima riflessione è quella di Galileo. Galileo, un giorno, il veneziano, voi sapete com'è andata a Venezia, no? Cioè, Galileo ha portato il cannocchiale, ha guardato le stelle, il doge veneziano ha preso il cannocchiale, ha guardato il mare e ha detto eccellente per vedere quando arrivano i turchi. Allora, cioè, l'utilizzazione scientifica era in qualche misura, però hanno chiesto a Galileo di costruire una fortezza. Galileo ha costruito una fortezza straordinaria che, in base alle armi dell'epoca, era assolutamente impagabile, a meno che le armi non evolvessero. Però, diciamo, come tutte queste strategie, era un equilibrio esatto tra la capacità di offesa e la capacità di difesa. Galileo aggiunge una frase memorabile alla fine. Dice, a meno che non ci siano i traditori, perché contro i traditori non c'è verso. Ecco, questo è interessante. In un sistema così articolato, dove la NSA, la CIA, la NSA soprattutto, riesce a sapere, c'è una visibilità di distanza convenzionale, perché potrebbero vedervi anche nel bagno, come nel caso suggerito da tempo dal poeta Palazzeschi. Ebbene, in questi casi ci sono i traditori. I traditori sono, guarda caso, dei crittografi. Perché, prima di tutto, Assange è uno formato alla crittografia.
e che ha detto ufficialmente: io ho deciso di utilizzare per la difesa del genere umano, esagera un po', dei diritti dell'uomo, ho deciso di trovare le mie competenze crittografiche. Lo stesso dicesi per Snowden, che ha fatto la stessa operazione. Quindi mi pare molto utile e che sono molto, molto interessanti.